Pensiero del giorno. Venerdì 8 agosto. La pace comincia da ciascuno di noi. Costruire la pace richiede un amore forte, capace di amare anche chi non ricambia, capace di perdonare, di superare la categoria di nemico. Richiede che, da persone pusillanimi, forse concentrate sui nostri interessi e sulle nostre cose, ci trasformiamo in piccoli eroi quotidiani che giorno dopo giorno, servendo i fratelli e le sorelle, sono disposti a dare anche la vita per loro. Inoltre ci chiede un cuore e occhi nuovi per amare e vedere in tutti tanti candidati alla fratellanza universale. Possiamo chiederci, anche nei quartieri conflittuali, anche nei colleghi di lavoro che ostacolano la mia carriera, anche in chi milita in un altro partito o in una squadra di calcio antagonista? Anche nelle persone di religioni o nazionalità diverse dalla mia? Sì, tutti sono miei fratelli e sorelle. La pace inizia proprio da lì, dal rapporto che so instaurare con ogni prossimo. Venerdì 8 agosto. La pace comincia da ciascuno di noi. Chiara Lubich, L'amore al fratello, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.